Noi siamo dei cittadini normali come gli altri, se per caso prendiamo una multa e facciamo un errore, dobbiamo pagare una multa, esatto, anzi più dei cittadini normali perché abbiamo anche un dovere di dare un esempio. E l'esempio non sarebbe certo dei migliori analizzando, come è successo questa mattina a Sveglia Veneti con il consigliere regionale della Lega Luciano Sandonà, la vicenda della contestazione di una multa che sarebbe stata fatta su carta intestata della Regione del Veneto. Protagonista il consigliere regionale e al momento capogruppo 5 Stelle Simone Scarabel, consigliere che stando all'autovelox messo sulla Romea del comune di Codivigo vicino a Chioggia nel luglio scorso sarebbe sfrecciato con l'auto a 113 km/h anziché i prescritti 90. Quello che ha però appunto fatto notizia è il ricorso con due richieste, una per l'annullamento e l'altra per un vagone di documenti relativi che sarebbero state fatte su carta intestata della Regione del Veneto. Contattato Scarabel precisa. Assolutamente non c'è nessun ricorso fatto su carta intestata da consigliere, tutti i cittadini lo possono vedere nella mia pagina Facebook, è un normalissimo ricorso come qualsiasi cittadino fatto dal mio avvocato. Però insomma lei una carta intestata l'ha utilizzata per qualcosa in questa vicenda? Io ho utilizzato la carta che uso normalmente per richiedere gli accessi agli atti, che è quella del gruppo del Movimento 5 Stelle, non è la carta della Regione Veneto. E con quella là chiedo tutti gli atti che mi servono, in questo caso per avere la documentazione per sapere se il Velox era tarato. Io per togliere il campo a qualsiasi dubbio ho deciso comunque oggi stesso di pagare la multa, ma nonostante questo la battaglia andrà avanti perché noi non ci fermiamo. In dubbio per i 5 Stelle l'intero sistema dei rilevatori. Ho richiesto i documenti che servono per smascherare questa enorme truffa e quindi quei documenti là non hanno comunque voluto produrre